La commercialista Tiziana Mesirca in libertà, il tenente colonnello della Guardia di Finanza Vincenzo Corrado ai domiciliari. Così hanno deciso ieri i giudici del Tribunale del Riesame di Venezia di fronte alle richieste di modifica delle misure restrittive disposte dal GIP nei confronti di due degli indagati nella nuova inchiesta sulle tangenti che in Laguna ha travolto imprenditori, funzionari pubblici e professionisti. Il riesame ha di fatto ridimensionato gli episodi contestati ai due indagati trevigiani arrestati lo scorso 16 giugno. Insieme ad altri 14 erano accusati a vario titolo di aver fatto parte di un sistema di corruzione finalizzato ad ammorbidire gli accertamenti fiscali a carico di aziende venete e friulane. Mesirca, componente di una nota famiglia di professionisti trevigiani, con studio a pochi passi dalla centralissima piazza Pio X, era finita in carcere a Verona. Corrado, residente nella Marca ma da tempo destinato a incarichi in altre sedi, si trovava a Genova. Il finanziere proseguirà la detenzione ai domiciliari a Campobasso, sua città d'origine. Il suo legale, l'avvocato Fabio Crea, ha già annunciato ricorso. Mesirca, difesa dal legale coneglianese Carlo Broli, da ieri è di fatto libera. Cade per lei l'accusa di corruzione.